5 comuni al voto nella Marca il 20 e 21 settembre per l'elezione del sindaco, principale centro in cui si vota, unico oltre i 15.000 abitanti, quindi a rischio ballottaggio, Castelfranco Veneto, dove l'uscente Stefano Marcon, candidato delle liste Marcon Sindaco, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, si ritroverà di fronte a 4 sfidanti. Un'ex prima cittadina, Maria Gomirato, sostenuta da 2 liste, Maria Gomirato Sindaco, Noi la Civica e Lista Civica Azzalin, Castelfranco rinasce. Sebastiano Sartoretto, supportato da 3 liste, lista Sartoretto Castelfranco Merita, Democratici per Castelfranco e Castelfranco Civica. In corsa per il Movimento 5 Stelle Cristian Bernardi, mentre la lista Punto d'incontro candida il più giovane, lo studente 22enne Lorenzo Zurlo. 3 candidati a Spresiano, il sindaco uscente Marco Della Pietra, sostenuto dalla lista Siamo Spresiano, Tiziano Pagotto, candidato di Tiziano Pagotto Sindaco, che riunisce anche Lega e Forza Italia, e Alessandro Lorenzi, candidato di Obiettivo Comune. Ad Arcade sfida a 2 tra Fabio Gazzabin, candidato di Lega e Vivere Arcade, e l'ex sindaco Mario Pavan, supportato dalla lista Mario Pavan Sindaco. A Vidor scontro tra 2 esponenti della compagine uscente, Mario Bailo, già vice sindaco per Insieme per Vidor, e Nicola Zandò, candidato di Comune in Rete, assessore nella medesima squadra. Infine Chiarano, che torna al voto dopo il lungo commissariamento seguito al nulla di fatto delle scorse elezioni. Qui in corsa Stefano De Pieri, già assessore, candidato per la Lega, Marco Vescovi, candidato della Civica, Marco Vescovi sindaco, e Lara Carbonere, in campo per la Civica, Lara sindaco.